Bentornati amici sardi non solo, benvenuti sul canale. Oggi vi porterò con me in un viaggio tra due notizie che hanno scorso la nostra amata Sardegna, due storie che ci ricordano quanto la cronaca possa essere complessa, misteriosa e a volte purtroppo tragica. Partiamo da Cagliari, dove un velo di domande continua a coprire un caso che ha lasciato una famiglia in dolore. Prima di iniziare la discussione, volevo chiedervi la vostra, come al solito, la vostra cortesia. Quindi di mettere un mi piace a questo video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere i prossimi video. Detto ciò, iniziamo subito. E parliamo di Danilo Cancedda, una guerra giurata di 40 anni, la cui vita si è interrotta in maniera drammatica lo scorso 13 febbraio. Questo perché è stato ritrovato impiccato tra le sterpaglie, nella zona di Sant'Agilla per la precisione, proprio di fronte al maxi centro commerciale chiamato I Finicotidi a Cagliari. La Procura di Cagliari, con la sostituta procuratrice Diana Lecca, ha aperto subito un fascicolo per istigazione al suicidio. Ma qui, amici miei, inizia il vero mistero. Questo perché la sua famiglia, la madre Daniele e la sorella, non hanno mai creduto, neanche per un momento, che Danilo si sia tolto la vita, volontariamente. E lo hanno gridato a gran voce ovunque, anche nella nota trasmissione di Rai 3, che l'ha visto. Dicono che Danilo non si è suicidato. Questo continua a ripetere con una forza incredibile. E sapete perché? Perché ci sono troppi, ma troppi elementi che non quadrano. Iniziamo immaginando Danilo. Era un uomo con la vita davanti. Era innamorato, a breve infatti si sarebbe dovuto convolare a nozze. Precisamente il 21 giugno, un giorno prima del giorno in cui sto registrando questo video. L'anello di fidanzamento l'aveva appena comprato e le fedi addirittura erano già un dono, pronte. Lasciò a casa sul letto il portafoglio, il telefono e le chiavi, proprio accanto a quell'anello che non avrebbe mai potuto consegnare alla sua futura sposa. La sua Fiat Punto rossa è stata ritrovata a poca distanza dal corpo. Insomma, aveva dei progetti comunque per la vita. Amore, felicità. La sorella ci ricorda la felicità nei suoi occhi e l'ex cognata lo descrive come un ragazzo solare, sorridente, che teneva tantissimo alla figlia e che mai sarebbe ucciso, tantomeno il giorno prima del suo compleanno. Persino gli esperti non hanno riscontrato in lui disagi psichici, ma andiamo adesso ai dettagli che ci fanno rabbrividire e ci fanno pensare. Questo perché intanto i piedi, lui è mortificato, però i piedi toccavano terra. Sì, avete capito bene. Quando il corpo di Danilo è stato trovato, i suoi piedi non erano sollevati, ma toccavano il terreno. Un dettaglio che subito solleva un'infinità di domande su questa dinamica. I pantaloni della sua divisa da lavoro l'avevano notato con un occhio molto attento, un'impronta sospetta, come se fosse quella di una scarpa, all'altezza tra il polpaccio e il ginocchio. E ha notato anche macchie sul retro. Daniela, quindi la madre, ha descritto la scena come se le avesse dato un calcio per farlo cadere. In più Danilo aveva anche un livido sul fianco. E lo strumento usato per l'impiccagione? Ebbene, non era una corda qualsiasi, ma una cintura di sicurezza tagliata, di una macchina, quelle che usiamo tutti i giorni, al volante. E al momento del ritrovamento indossava una cuffia che usava per pulire il vetro dell'auto e i suoi occhiali da sole. Tutti elementi che la famiglia faticano a far combaciare con l'ipotesi di un gesto volontario e quindi di un suicidio. Ma c'è di più, amici miei, perché le indagini si sono concentrate anche su un canale, cioè non su un canale, scusate, su una chat di WhatsApp cancellata. È una di quelle chat con i messaggi effimeri, quindi che spariscono dopo 24 ore, risalente proprio al 13 febbraio, caso strano, il giorno della sua morte. La famiglia ha provato e riprovato a chiamare questo numero, che risulta ancora attivo, attenzione, ma l'interlocutore non ha mai risposto e continua a squillare a vuoto. Cosa si saranno detti? Doveva forse incontrare qualcuno in quel maledetto giorno a Sant'Agilla? Per aggiungere mistero al mistero, il ritrovamento del corpo è avvenuto in seguito a una telefonata anonima che avvisava i vigili del fuoco
di un principio di incendio proprio dietro il centro commerciale, a pochi passi dal punto in cui è stato trovato Danilo. A 4 mesi dal tragico ritrovamento, ora le indagini sono ancora aperte, ma al momento, purtroppo, secondo quanto riportato dalle fonti, non sarebbero emersi particolari elementi rilevanti. Quindi di conseguenza non ci sono né indagati né prove concrete sul coinvolgimento di terzi. Comunque la famiglia di Danilo non si arrende. Infatti la mamma Daniela Sorrentino, con una forza incredibile, si è rivolta a chi l'ha visto e ha anche creato un gruppo online chiamato Verità e Giustizia per Danilo, la voce di una madre, per accogliere testimonianze e tenere alta l'attenzione. La famiglia è assistita dall'avvocato Mauro Trogu, quindi il loro è un appello disperato. È rivolto a chiunque abbia avuto contatti con Danilo negli ultimi 60 giorni della sua vita, perché secondo loro, secondo la famiglia, è lì che si nascondono le risposte. La sorella continua a ripetere in ogni trasmissione che suo fratello non voleva morire. Infine, il mistero della morte di Danilo Cancella resta ancora avvolto nel mistero e in un fitto velo di incertezze. La sua famiglia chiede solo una cosa, la verità. Una verità che speriamo verrà a galla. Ok, passiamo ora alla seconda notizia. Ci spostiamo ora in un altro angolo della nostra amata Sardegna, per precisione a Olzai, nel Nuorese. E anche questa è una notizia che purtroppo ci riempie di tristezza. Parliamo di Tonino Corrias, scusate la pronuncia, se l'ho detto male, adesso non ricordo esattamente la pronuncia del cognome. Un uomo di 66 o 67 anni, una veretta della forestale per precisione, che purtroppo ha perso la vita in un bruttissimo incidente stradale. Anche qui, immaginate la scena. Tonino stava rientrando a casa dopo una lunga giornata di lavoro. Era un impiegato nel cantiere forestale di Gulana e, pensate un po', sarebbe dovuto andare in pensione a breve. Ma ieri sera, lungo una strada di campagna che porta al posto di vedetta, un tratto scosceso particolarmente ripido su un tratto scosceso particolarmente ripido, ha perso il controllo della sua Fiat Punto. L'auto purtroppo è finita in una scarpata, quindi in un burrone, ribaltandosi più volte e intrappolandolo all'interno. La cosa più stanziante però, amici miei, è che la segnalazione dell'incidente è venuta solo dopo ore. Nessuno infatti si era accorto subito dell'incidente. Quando finalmente è scattato l'allarme, l'intervento è stato però tempestivo. I vigili del fuoco di Sorgono hanno lavorato a lungo per estrarre Tonino dall'abitacolo e il soccorso è arrivato velocissimo per trasportarlo all'ospedale San Francesco di Nuoro. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. È arrivato in ospedale con una grave emorragia interna e un trauma cranico. Purtroppo però, nonostante la rapidità dei soccorsi e gli sforzi dei medici, non c'è stato nulla da fare e il cuore di Tonino ha smesso di battere. Tonino lascia la moglie e le 2 figlie, una famiglia che ora piange la perdita di un uomo che stava per godersi il meritato riposo, dopo una lunga vita di duro lavoro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Olzai per i rilievi e per scoprire le cause dell'incidente, che sono ancora appunto in fase di accertamento. Ok, siamo arrivati alla fine. Dopo queste 2 storie diverse, io vi ringrazio per se siete arrivati fino alla fine, ma anche se non ci siete arrivati. Spero che vi siano interessate, che non vi siate annoiati. Vi richiedo ulteriormente la gentilezza di mettere un like a questo video, iscrivervi al canale e attivare la campanella e noi ci sentiamo direttamente alla prossima. Buon proseguimento a tutti e buona giornata. Ciao ciao.